Si inaugura oggi la nuova sede di Fratelli d'Italia qui in via Giuliani 63, un fatto importante anche per rappresentare il partito nella nostra città. Esatto, abbiamo scelto il cuore di Agrigento, il centro di Agrigento, e vogliamo fare diventare questa sede il cuore pulsante del nostro partito. Fratelli d'Italia è il primo partito a Roma ed è in Sicilia, ma ha bisogno comunque di essere strutturato ed essere presente nel territorio. Questi locali diventeranno luoghi di ascolto, passeranno da qui le nostre donne e i nostri uomini che sono al governo sia della nazione che della regione siciliana per portare le loro idee, il loro lavoro, ma soprattutto per ascoltare le esigenze di questo territorio. Saranno momenti tematici importanti per fare sentire la voce di Agrigento, per fare sentire le necessità di Agrigento. Ecco, noi stiamo costruendo una rete che è fatta di uomini, di donne, che è fatta di speranza, e questo diventerà il cuore pulsante. Sono contenta che oggi siano venuti qui a festeggiare questo momento importante tanti amici, nonostante sia il 31 luglio. Abbiamo il presidente dell'ARS Gaetano Galvagno, abbiamo gli assessori Aricò, Scarpinato, senatori Sallemi, Pogliese, Raul Russo, tanti deputati, tanti dirigenti, iscritti, militanti. C'è voglia di buona politica, quella che non promette singole prebende ai dirigenti locali, ai consiglieri comunali, ma quella che costruisce speranza per tutti. Questo deve fare la buona politica. Basta con le vecchie modi di fare di una volta, la pacca sulla spalla, non ti preoccupare, a te ci penso io. No, dobbiamo lavorare perché questo territorio abbia risorse e abbia ascolto. Essere diventata Agrigento capitale della cultura è un momento che segna già una grande possibilità di rilancio, ma non basta. Anche l'assessore Scarpinato ai beni culturali e all'identità siciliana ha voluto essere presente a questo momento importante che è la sede ad Agrigento, non tanto una sede fisica quanto una sede dove si svilupperanno idee, concetti e programmazione per la stessa politica della città di Agrigento in vista anche della formazione di un comitato direttivo. Assolutamente sì, e per me oggi è motivo d'orgoglio essere ad Agrigento, ma d'altronde ad Agrigento ormai sono di casa, è notorio il rapporto ma soprattutto il lavoro profuso sul territorio, testimonianza proprio con Agrigento Capitale della Cultura. Abbiamo lavorato senza soluzioni di continuità per portare questo grande risultato ad Agrigento. Agrigento merita e Fratelli d'Italia oggi apre una sede a testimonianza dello straordinario lavoro che si fa sul territorio, perché per risolvere i problemi delle persone devi conoscere i problemi delle persone e per conoscere questi problemi devi stare sul territorio. No, Fratelli d'Italia c'è, Fratelli d'Italia è presente e Agrigento ancora una volta sarà ascoltata da una classe dirigente politica sempre attenta ai bisogni degli agrigentini. Sì, mentre le altre sedi invece chiudono, Fratelli d'Italia apre un altro circolo, un'altra sede importante che testimonia lo stato di salute che il nostro partito e che Giorgia Meloni insieme alla sua classe dirigente dimostrano di avere. Siamo assolutamente felici e ringrazio l'onorevole Savarino e tutti coloro i quali si sono adoperati per l'apertura di questo circolo, che vuole ribadire un impegno che non è soltanto in una fase preelettorale ma soprattutto in una fase successiva, e vuole dare testimonianza giorno dopo giorno dell'impegno che si mette. Agrigento è una città importante anche in vista del suo impegno di capitale della cultura 2025 e vuole essere presente Fratelli d'Italia anche per decidere sulle novità importanti in politica non solo in città ma anche in provincia. Assolutamente sì, continua il percorso di radicamento territoriale che Fratelli d'Italia sta registrando a livello regionale e a livello nazionale. Siamo felici e orgogliosi di questo. Abbiamo una grande fortuna che è quella di avere il leader più apprezzato in Italia, non soltanto in Italia, con percentuali di gradimento superiori a quelle che il partito conquista durante tutte le competizioni elettorali, ma oltre a questo abbiamo un obiettivo che è quello di creare un partito radicato nel territorio, con circoli territoriali, con la classe dirigente che si forma anche all'interno del nostro partito grazie a una struttura giovanile molto forte e molto radicata. È stata la vecchia impostazione che abbiamo sempre perseguito, che continuiamo a perseguire all'interno di Fratelli d'Italia, siamo felici e orgogliosi di questo. Agrigento svolgerà una funzione importantissima anche in prospettiva grazie a quello che il governo nazionale ha sancito.
che determinerà certamente ricadute di eccezionale valenza dal punto di vista turistico per Agrigento e per la nostra regione in maniera complessiva, e quindi è giusto che il partito, con i ruoli apicali che ricopre all'interno degli assessorati regionali, all'interno della Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana, all'interno del Parlamento nazionale, sia al fianco di questa splendida città per condividere un percorso di crescita. È sicuramente un momento importante, ogni volta si apre una segreteria che consentirà a Giusi, in questo caso a Giusi Savarino, di poter avere ancora più contatto con il suo territorio, con Agrigento. Una realtà importante, una realtà che merita attenzione. Sono strasicuro che la sua presenza sul territorio sarà di impulso per i tanti uomini e donne che militano in Fratelli d'Italia, ma sarà anche, diciamo, la funzione, il centro nevralgico, la spugna delle esigenze del territorio. Ogni volta che la politica fa queste cose vuol dire che sono la strada giusta. Ogni volta che si apre una segreteria è un punto di legalità, di confronto per la città. Non potevamo mancare, è sempre una festa, il partito si sta radicando fortemente sul territorio regionale. Oggi siamo qui a fianco alla collega e amica Giusi Savarino per questa splendida iniziativa. C'è una presenza in più sul territorio, il partito è ben radicato, lo diciamo prima, siamo qui con i nostri amici e colleghi, rappresentanti del Parlamento nazionale e del Senato, anche colleghi naturalmente dell'Assemblea regionale, sono venuti da tutta la Sicilia e questo è un fatto estremamente importante. Quindi la campagna tesseramenti va avanti, un partito in piena forza. Naturalmente sia da Roma che in Sicilia le iniziative che stiamo portando avanti sono importanti e oggi parleremo di alcune di queste con l'occasione.